La BMX italiana è nel pieno della propria stagione, mancano ormai poco più di 2 settimane all'avvia dei campionati italiani assoluti di specialità che si disputeranno ad inizio luglio sulla pista di Padova e i migliori riders si sono testati sabato sulla pista di Creazzo in occasione della terza prova del trofeo Triveneto BMX. In cabina di regia c'erano gli uomini della BMX Creazzo capitanati dal vicepresidente Andrea Fabris che ai nostri microfoni ci ha dato i numeri della manifestazione. Siamo molto contenti perché oggi abbiamo 360 atleti ed è un trofeo Triveneto e per noi è una media molto alta per questo tipo di gara. Abbiamo anche 40 apripista, che quindi significa che abbiamo il vivaio che è in crescita e noi soprattutto come società oggi abbiamo un record personale perché abbiamo 108 partecipanti. Quest'anno la stagione è iniziata alla grande perché abbiamo atleti che hanno portato a casa vittorie sia in Europa sia in Italia. Come squadra siamo in testa a tutti i nostri circuiti, vale a dire circuito italiano e trofeo Triveneto come in questo caso. Ormai stiamo andando verso la metà della stagione agonistica e chiuderemo questa metà con la gara col campionato italiano a Padova dove speriamo di prendere molte maglie. Una giornata da record, insomma, per il team BMX Creazzo che si sta preparando al meglio in vista degli appuntamenti più prestigiosi del 2025. A fare il punto sulla preparazione dei propri atleti è stato Michael Uberti, uno dei tecnici del team Berico. Ci stiamo preparando alla grande per il campionato italiano che si terrà a Padova i primi di luglio. Gli allenamenti sono molto intensi in questo periodo, andranno un po' a scendere, quindi a scaricare nelle settimane precedenti della gara. I ragazzi stanno bene, sono carichi, siamo in piena stagione agonistica, per cui ogni gara è un passo verso quell'obiettivo lì. Anche in questa stagione il team BMX Creazzo si è confermato uno dei team più vincenti del panorama nazionale. Allora abbiamo fatto un giro nella paddock bianco-celeste per ascoltare le parole e le speranze di Marco Del Tongo e Axel Martinello. Comunque la preparazione di quest'inverno è andata molto bene, è stata bella difficile ma adesso sì, sto recuperando, comunque diciamo con il mio allenatore accordato. Abbiamo deciso di recuperare adesso e mi sono andato bene per gli obiettivi di quest'anno che sono comunque fare bene al campionato italiano, europeo e mondiale e puntiamo diciamo a mantenere il livello e quindi magari dei podi così in generale. Questa stagione sta andando bene, sono in testa al circuito quindi sono molto contento. Preparazione bene, insomma procede bene, allenamenti in pista e palestra e anche lavoro, riesco a organizzarmi bene le giornate, la preparazione è tosta e niente, insomma, gli obiettivi sono quelli di fare una buona stagione in Italia perché non sto andando molto all'estero. E per l'anno prossimo vediamo, magari qualche obiettivo più all'estero potrebbe arrivare, insomma. A Creazzo si cresce la nuova generazione dei riders e ci sono anche tanti piccoli atleti che stanno crescendo davvero in maniera interessante. E allora ai nostri microfoni vi proponiamo Nicola Songaro e Simone Rasia. I miei obiettivi sono arrivare al mondiale in Danimarca in finale e mi sto allenando bene rispetto all'anno scorso e vedo che sto migliorando. L'anno scorso ho vinto tutto, quest'anno il Veneto, manca solamente il circuito italiano che sono un po' indietro perché sono caduto. Ecco. Gli obiettivi di quest'anno sono vincere il circuito italiano e il Triveneto e l'italiano. Con le nostre immagini intanto stiamo vedendo lo spettacolo delle varie batterie che si sono susseguite sulla pista di Creazzo. La società di casa ha festeggiato il primo e il secondo posto sia tra i G1 con Davide Tosetto ed Edoardo Carradore sia tra i G2 con Achille Nichele e Matteo Sbrissa. Ad aggiudicarsi la batteria dei G3 è stato invece Alessandro Zanandreis della Pescantina, podio tutto bianco-azzurro invece tra i G4 con Nicola Songaro che ha chiuso davanti a Nicola Tosetto
Tosetto e Filippo Troncon. Stesso risultato anche tra i G5 con Simone Rasia, Tommaso Carraro e Alessandro Emanuel Roncolato che hanno dominato il podio. Vittoria sempre per la società di casa anche tra i G6 con Tommaso Negro che ha preceduto Liam Fusari di Verona e Riccardo Galeotti della Garlate. Per quanto riguarda i cruiser invece si conferma al primo posto il padovano Jacopo Turato della Panther Boys Padova che ha preceduto Gabriele Catalanotto ed Edoardo Longo, anche lui del Creazzo. Per quanto riguarda invece i cruiser 40 e over, immancabile il successo di Marco Gaule della Pescantina che ha preceduto Paolo Bertinato della Creazzo e Carlo Alberto Bazzani della Libertas Lupatotina. Passando poi alle categorie agonistiche, da segnalare la bellissima finale degli esordienti del primo anno con Giulio Troncon della Creazzo che ha preceduto Giorgio Boschini dei Panther Boys Padova e Lorenzo Francesco Prezio, anche lui del team Creazzo. Tra gli esordienti del secondo anno, successo per Tommaso Ritardati della Carisma Team davanti a Liam Tomizioli ed Enea Broggio, mentre per quanto riguarda la categoria Open femminile, vittoria di Chiara Mattei della Garda BMX. Tra gli allievi, successo di Nicolò Puggia della Verona che ha preceduto Leonardo Magrin del Creazzo, mentre tra gli Open Master, vittoria, anzi doppietta per la Team BMX Creazzo con Filippo Fabris e Axel Martinelli che hanno preceduto Giacomo Bergomi della Carisma Team. A completare la giornata infine la chiusura degli Open Elite che hanno celebrato il successo di Tommaso Giustacchini della Pescantina davanti a Marco Del Tongo della Creazzo e Nicolò Bonini, anche lui portacolori della Pescantina. Ma sulla pista di Creazzo non c'è stato il tempo solo per gustarsi lo spettacolo della BMX e soprattutto il ricco terzo tempo allestito dallo staff della BMX Creazzo, bensì si è potuto ammirare anche gli autentici gioielli prodotti dalla Griff Omen, legata a doppio filo al mondo delle due ruote. E siamo qui perché siamo appassionati di bici, soprattutto il titolare che a breve gareggerà infatti, e questa linea è stata dedicata alla bicicletta e con tutte le sue parti. Infatti, come si può vedere, c'è la ruota della bici, la bici stessa e vari componenti della bicicletta. Sono tutti gioielli in argento, e poi rodiati e trattati come si tratta l'oro, quindi ottima qualità. Il trofeo Triveneto dà appuntamento al 21 settembre quando ci si sposterà per la quarta prova sulla pista di Pescantina, mentre il gran finale è in programma la settimana successiva, il 28 settembre, a Torbole in provincia di Trento.